Un incendio domestico in un'abitazione a Spinea che poteva provocare gravi conseguenze all'intera palazzina. Solo grazie all'intervento dei vigili del fuoco si sono evitati danni più seri. Le fiamme si sono sviluppate al primo piano di uno stabile in via Enrico Fermi. A dare l'allarme i titolari di un bar-ristorante che hanno visto del fumo che fuoriusciva dall'appartamento. Attimi di panico per timore che le fiamme potessero estendersi ai negozi vicini, ma fortunatamente non ci sono stati feriti. Non è bello arrivare con una telefonata così, però stavo arrivando, dai. E niente, dai, fortunatamente non è successo, cioè noi non abbiamo subito grandissimi danni, adesso oggi non possiamo aprire, anche perché a livello igienico dobbiamo pulire, dobbiamo fare delle cose, per domani ci sapranno dire questa sera. Voi avete subito danni? E no, fortunatamente le persone dipendenti, clienti, fortunatamente nessuno. E dietro c'è un po' di acqua che viene giù come è normale che sia. Da una prima verifica dei danni l'incendio si sarebbe sviluppato nella cucina dell'abitazione, una pentola a pressione lasciata sul gas, una delle prime ipotesi dei pompieri. Sul posto anche il primo cittadino di Spinea. Pentola a pressione, moka del caffè, si dice un po' di due versioni, nel senso che vedremo, di sicuro era la cucina, ecco. Quindi hanno confermato i vigili del fuoco con cui io ho interloquito, è partito l'innesco dalla cucina. Quindi un incidente domestico che poteva... Un incidente domestico che poteva scaturire da una dimenticanza effettivamente in tragedia. Fortunatamente i residenti non erano in casa, quindi una dimenticanza e tutto si è risolto bene.